Una frode internazionale di 600 milioni di euro di fatture false nel commercio di carburanti per autotrazione, che ha portato all'applicazione di 9 ordinanze di custodia cautelare per 3 padovani, 3 napoletani, 2 veneziani e un commercialista di Roma e al sequestro di 100 milioni di euro di beni oggetto di possibili reinvestimenti. Sono questi in sintesi i numeri della maxi operazione della Guardia di Finanza, scattata oggi in numerose città d'Italia, coordinata dalla Procura di Vicenza, che ha permesso lo smantellamento di una organizzazione criminale che aveva stabilito nel territorio iberico la propria base operativa. C'era questo radicamento vicentino perché a Sossano era ubicato il deposito di carburanti di Almi SRL. La Almi SRL aveva sede a Vicenza, tra l'altro, quindi Vicenza costituiva in qualche modo l'epicentro di questo disegno. Le indagini attestano lo sviluppo delle attività illecite nel 2019 con lo schema classico delle frodi carosello, che aveva permesso di sottrarre il pagamento delle imposte attraverso l'emissione di fatture false e l'evasione dell'IVA dal prezzo finale del carburante venduto. Coinvolte anche società in Slovenia e Croazia, ma con una importante novità: il coinvolgimento di società americane con sede negli Stati Uniti. Questo ritengo costituisca una novità importante rispetto ad altri schemi di frode che sono stati risvelati. L'intervento di società di diritto statunitense che hanno sede nel Delaware. Il Delaware è uno stato a tassazione agevolata e sicuramente l'utilizzo di società statunitensi ha costituito un ulteriore elemento di sofisticazione della frode. La distribuzione commerciale del prodotto avveniva attraverso l'utilizzo di una ventina di pompe bianche, quelle cioè non legate alle principali compagnie petrolifere, che in Veneto erano ubicate a Vicenza, Verona, Treviso e Rovigo. Un danno economico consistente che sfruttava il risparmio di diversi centesimi per litro e che avevano rimpiegato il denaro per scopi sostanzialmente di godimento personale: 32 ville e terreni, veicoli, uno yacht, orologi e diamanti. C'è intanto sicuramente un danno per l'erario che si è visto sottrarre ingentissime risorse in questo settore, ma soprattutto direi un danno anche importante per quelle centinaia di piccoli imprenditori e commercianti del settore onesti che, insomma, con tanta fatica, soprattutto in un periodo molto complesso internazionale come quello di oggi, cercano di andare avanti, e soprattutto anche un danno per i clienti, perché spesso di fronte a queste frodi non si può escludere che i prodotti che vengono acquistati e che non seguono un canale legale possano essere anche di non genuina qualità.